Consigliere Venturini, allora a questo punto passiamo anche un po' nello specifico. Per quanto riguarda ristoranti, alberghi, quindi anche tutti gli autonomi che sono stati un po' più danneggiati perché chi è dipendente, è vero in parte, per ora ha un po' di paracadute, chi è nel pubblico non parliamone, ma per quanto riguarda invece i lavoratori autonomi o i ristoranti o gli alberghi, sono veramente in seria difficoltà. Questi ristori, punto primo, arrivano, effettivamente sono aiutati, ricordiamoci che è una minima parte quello che poi loro ricevono di ciò che hanno perso, ed in più voi, Regione Veneto, lei, tu che sei consigliere, riuscite in qualche modo ad abbassare le tasse o fare delle proposte? Perché sappiamo che il governo l'unica cosa che sa fare, vediamo adesso che hanno proposto di alzare le tasse sulle successioni, l'unica cosa che sanno fare è alzare le tasse, ma in questo momento, come dice Draghi, non è il momento di prendere, ma è il momento di dare. Mh. Sì, fortunatamente, non è Letta, Presidente del Consiglio, ma è Draghi in questa fase, ecco. E quindi quando Letta dice: "Ma, introduciamo una bella imposta sulle successioni", non è che, Draghi, Presidente del Consiglio, fortunatamente ha colto questo tipo di, così, Meno disegno. male. Ecco, perché appunto, come hai detto tu Luca, nel momento stesso in cui Draghi, che è a capo del governo, dice è il momento qui di sostenere economicamente, non di prelevare denaro e quindi ricchezza, ecco, dà proprio l'idea della linea che sta seguendo un po' il governo. Il fatto è che per quanto riguarda in particolare la Regione Veneto, si può intervenire su alcune fattispecie, perché in termini di tassazione non è che noi possiamo intervenire, faccio un esempio, sull'IMU piuttosto che sulla Tari, perché non sono fattispecie che rientrano nelle competenze poi della Regione Veneto. Quello che ad esempio si è fatto come regione è stato quello di rideterminare i termini per il versamento della tassa automobilistica, c'è stata una proroga. Questo per cercare di dare Certo. respiro comunque ai veneti e di permettere così di garantire un minimo di ripresa dell'economia per avere poi le disponibilità economiche per poter procedere al pagamento di questa tassa. Nel caso, se vogliamo, dell'IMU piuttosto che della Tari, che è la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, qui parlo da rappresentante dei comuni del Veneto, c'è stata un'azione come associazione affinché a livello nazionale venissero stanziati fondi per permettere ai comuni di ridurre la tariffa rifiuti piuttosto che intervenire sulle aliquote dell'IMU o anche per quanto riguarda le tasse di occupazione degli spazi pubblici, perché un comune per poter intervenire e quindi poter agire sulle leve fiscali deve in qualche maniera avere delle coperture economiche, perché altrimenti i bilanci sballano. Con delle risorse stanziate a livello statale si permette ai comuni di avere più margini di manovra, e l'abbiamo visto ad esempio con la tassa per l'occupazione dello spazio pubblico, per cui viene data ai pubblici esercizi la possibilità di occupare i plateatici, quindi gli spazi, avendo così delle agevolazioni e permettendo di svolgere l'attività. Adesso la stagione non è particolarmente felice dal punto di vista atmosferico, ma sicuramente l'estate arriva e questo permette di riprendere l'attività, se non all'interno, all'esterno dei locali, cercando di sgravare i pubblici esercizi, ad esempio, su questo fronte. Sono dei segnali che si cercano di dare Molto positivi. utilizzando quel denaro che, attenzione, per il quale noi stiamo facendo debito, perché in attesa dei fondi europei, fondi del Next Generation EU, che attraverso il Recovery Plan vorremmo utilizzare, in attesa di quel denaro lì noi stiamo comunque continuando a fare debito, quindi stiamo prendendo a prestito soldi che poi in qualche maniera dovremo restituire. Allora noi dobbiamo assolutamente creare le condizioni per poter far riprendere l'economia del nostro territorio e permettere la crescita, e perché sennò i debiti non si pagano. Sono d'accordissimo.